La situazione è sempre critica, è sempre molto molto grave, quindi una prognosi riservata, però insomma il fatto di poter sviluppare il percorso di cura dal nostro punto di vista è un segnale che ci dà qualche piccola speranza. Un piccolo filo di speranza per la piccola ucraina di 4 anni ricoverata in terapia intensiva a Padova, la ferita più grave della tragedia del bus precipitato a Mestre. Le sue condizioni restano comunque gravissime e la prognosi è riservata. Siamo ancora all'interno di una fase molto acuta, quindi le equip chirurgiche e noi intensivisti, insomma, stiamo facendo il possibile per mantenere e stabilizzare le funzioni vitali della bambina. Seguita 24 ore su 24 dalle infermiere e dai medici che non la lasciano solo un istante, la piccola, oltre ad ustioni estese e profonde, ha traumi da schiacciamento. Un quadro clinico simile a quello delle altre due donne, una 29enne ucraina e una 52enne spagnola, ricoverate in terapia intensiva a Padova e seguite dal centro grandi ustionati. Sono ustioni impegnative per la loro estensione e quindi richiedono dei trattamenti importanti, frequenti, anche soprattutto appunto chirurgici. Oltre al danno diretto da ustioni ci sono anche degli effetti dovuti al trauma da caduta. Il percorso chirurgico però è già iniziato. Sì, è iniziato il percorso chirurgico e procediamo contemporaneamente nella stabilizzazione, nella gestione delle funzioni vitali e nel trattamento chirurgico. Negli altri ospedali veneti ci sono gli altri 12 feriti. A Milano migliorano le condizioni del 28enne croato che ha perso la moglie incinta, così come ad Olo è uscita dalla terapia intensiva la 24enne studentessa francese che invece ha perso il fidanzato tedesco. All'ospedale All'Angelo di Mestre restano ricoverati 5 pazienti, 3 ucraini di 43, 40 e 39 anni, 2 tedeschi di 27 e 28 anni, uno in condizioni critiche, gli altri 4 sono in via di miglioramento. Al Cafoncello di Treviso restano ricoverati 2 fratellini tedeschi di 4 e 13 anni insieme al loro papà di 33 anni, un 50enne spagnolo, marito della donna ricoverata a Padova, e la mamma della piccola ucraina, sempre ricoverata a Padova.